Allora, io prima di tutto vorrei chiedere a Ivano Zilio se lui concorda che i clienti si sono orientati principalmente sulle mete italiane e se questo ha comportato una modifica al vostro modo di lavorare e alla vostra offerta, ovviamente. Allora, distinguiamo le agenzie dal tour operator. Allora, sfattiamo subito, non è vero che le agenzie portano solo i clienti all'estero, ma durante il periodo estivo invece la concentrazione forte delle agenzie nelle vendite per anche i tour operator, in questo caso anche di Columbus e altri tour operator, è molto forte e pesa molto, pesa quasi un 30%. Diciamo che il fatto di stare in Italia è stato naturale. L'anno scorso i clienti avevano paura e si affidavano ancora di più a noi, al concetto. Quest'anno invece i clienti si sono fatti più forti, un po' perché c'è il discorso che tanti sono vaccinati, un po' perché magari hanno fatto i tamponi, eccetera, per cui è stato un po' così, anche un po' fai da te. Però la faccenda è che alla fine, come dicevano anche i colleghi, e comunque se guardo le statistiche anche del riempitivo alberghiero, eccetera, non ha dato quello che si sperava, perché dopo si sono organizzati in tanti altri modi. Una parte, quel 30% che diceva prima il dottor Dalla Libera, è vero, non è vero che non hai soldi. Questo io non ci credo che non è una questione di soldi, è una questione che in questo momento sono cambiati il modo di fare certe loro vacanze. Hanno più amici, più insieme, appartamenti, perché per esempio noi appartamenti, io ho una sede anche in Sicilia, non ne abbiamo neanche uno in Puglia, idem con patate, cioè è il modo che è diverso. Secondo me è un modo diverso. Come diceva qualcuno prima, bisogna ritornare un momentino più in tranquillità e allora si capirà effettivamente qual è la direzione esatta che prenderà. Comunque ci sarà un grosso cambiamento, lo vediamo dai nostri portali online che rispetto al 2019 abbiamo avuto un incremento pari al 50%, per cui è una cosa che ci sarebbero voluti anni per fare questo. Invece il fatto di comprare online è stata una spinta enorme stare a casa, in cassa integrazione, in smart working, eccetera. Allora, ad Annalisa vorrei chiedere invece quali sono i piani per l'autunno. Allora, un po' secondo me devo riprendere quello che ho detto prima, nel senso che è ovvio che adesso tutte queste nuove modalità hanno anche fatto sì che ci si incontri, come stiamo facendo noi adesso, in modo diverso e tra l'altro molto più economico e molto più green. Però è anche vero, secondo me, che comunque rimane una forte necessità di cominciare a ritrovarsi di nuovo come si faceva una volta. Infatti, quando ieri mi si prospettava una domanda simile, io avevo scritto una cosa un po' strana, che però avevo scritto: se ripensiamo al tempo prima del Covid, riunirsi era una semplice abitudine. Ora trovarsi insieme è diventato un bene prezioso, un privilegio, oltre che una vera e propria necessità per poter rinsaldare i rapporti, costruire opinioni e riequilibrare dentro di noi quello che, sono un po' strana, quello spirito da Robinson Crusoe che è un po' in ognuno di noi, che si era costruito durante il tempo della pandemia, quando più o meno ci eravamo forse autoconvinti di poter bastare a se stessi. Però alla lunga questa situazione qua ha prodotto anche innegabili frustrazioni, per cui, tornando al discorso del lavoro, io penso che al di là di tutta questa ondata di momenti veramente critici, si ritornerà con delle modalità diverse, con qualcosa di differente, però ci sarà ancora molta voglia di ritrovarsi. Tutto quello che secondo me comunque
è necessario è il fatto di non dover sempre sentire nelle orecchie il fatto che ci sono migliaia di persone che ancora si ammalano, che entrano in ospedale e quant'altro. Serve proprio questa serenità perché, tra l'altro, come diceva prima anche Franceschi, Andrea, effettivamente lo vediamo anche dal fatto delle prenotazioni. Cioè, io se vedo la lista delle persone che prenotano anche il giorno prima, fino al giorno prima, dopo magari ne entrano il doppio di prenotazioni per lo stesso giorno. È tutto completamente molto poco prevedibile. E noi per il lavoro che facciamo dobbiamo comunque sempre essere pronti a rispettare determinati requisiti, però davvero c'è tutta questa incertezza che una volta che saranno meglio definiti, soprattutto questa questione del Green Pass, e diventerà una normalità per un certo periodo ancora essere sottoposti a determinati obblighi, però voglio sperare che nel giro di un anno, secondo me è già tanto, io voglio sperare che prima le cose possano migliorare. Io spero molto in settembre, in ottobre e credo che si ritornerà un po' alla volta, al 100% sicuramente no. Il traffico internazionale secondo me riprenderà tra aprile e maggio dell'anno prossimo. Con la congressistica e tutto il resto, ripeto, voglio sperare tanto in settembre. Noi facciamo quello che possiamo, poi ripeto, tutto quello che è intorno a noi dobbiamo cercare di intervenire, ma non è una cosa facile perché anche tempo fa col discorso dei vaccini in azienda, eccetera, avevo provato a sentirmi con Confindustria, però anche già lì, perché io volevo fare i vaccini in azienda, però dopo non si potevano fare perché c'erano problemi di GDPR, perché allora è tutto molto complicato, però sono convinta che ne usciremo. Bisogna semplificare le regole. Grazie Annalisa, cerchiamo tutti di guardare ognuno per il proprio segmento operativo con un po' di ottimismo, visto che non ci resta insomma che guardare in questo modo. Speriamo insomma di